Benvenuti, con l'itinerario di Borghi d'Italia siamo giunti a San Donato Val di Comino, il comune tra i tanti riconoscimenti e anche bandiera arancione del Touring Club italiano, e si trova a 728 metri sul livello del mare e conta 2061 abitanti. San Donato Val di Comino è un vero scrigno di arte e natura, è anche conosciuto come il paese degli scalpellini. Non aggiungo altro, a voi San Donato Val di Comino. Benvenuti a San Donato Val di Comino, un borgo riconosciuto dalla bandiera arancione e dai borghi più belli d'Italia, che si trova tra Napoli e Roma, ai piedi del Parco Nazionale d'Abruzzo, e siamo qui oggi a farvi conoscere il nostro borgo, ma più in generale il nostro mondo. Siamo ai piedi del centro storico, dove potete ammirare i nostri vicoli, le nostre strade costruite nel corso dei secoli dai mastri scalpellini sandonatesi, che erano quelli che lavoravano la pietra. Abbiamo diversi contesti. Perché un turista dovrebbe venire qui a San Donato Val di Comino? Innanzitutto per godere della posizione geografica, dell'aria pulita e di tutto quello che potete immaginare, i prodotti tipici, ma se così fosse sarebbe uguale a 1000 borghi italiani, quindi dovrò convincervi in questi termini. Una visita del borgo storico e della parte del castello con la torre medievale che vede tutta la Valle di Comino, dove il nostro comune è contestualizzato, e insieme alle faggete di Forcadacero, riconosciute da poco come monumento naturale dell'UNESCO, insieme a tutta una serie di attività sportive o meno che si possono fare sul nostro territorio. Piuttosto che per gli appassionati di volo libero venire a volare qui a San Donato Val Comino e nella Valle di Comino in generale, dove si può volare con il parapendio e con il deltaplano per 12 mesi l'anno. Abbiamo questa caratteristica di queste correnti che consentono l'attivazione di questi sport. Insieme a tutto l'aspetto escursionistico e naturalistico abbiamo valorizzato alcuni sentieri che viaggiano sopra l'Appennino centrale e che hanno anche un valore storico, come le miniere reali borboniche o la famosa roccia dei tedeschi, dove i tedeschi durante la seconda guerra mondiale avevano una contraerei che andava a verificare, insomma, quello che accadesse a Monte Cassino. Più in generale San Donato offre altre cose, la visita delle nostre meravigliose chiese e soprattutto il santuario di San Donato, dove abbiamo da poco attivato un percorso che mette insieme tutti i comuni che hanno la devozione per il nostro santo patrono. Insieme a questo noi abbiamo tutta una serie di rapporti internazionali con le comunità, ad esempio nostre nel Massachusetts, che tanto tengono al nostro territorio, con la città di Boston, e così abbiamo attivato anche tutta una serie di gemellaggi locali insieme a Greccio. Quindi io vi invito a venire a San Donato Val Comino a soggiornare, a passare ore con la vostra famiglia nelle nostre strutture pubbliche, dal parco giochi agli impianti sportivi, ai nostri sentieri, a visitare le nostre belle e stupende montagne, ad assaporare i nostri fantastici prodotti e a godere dell'aria buona e pulita che in questo periodo non è da sottovalutare. La tradizione religiosa di San Donato Val di Comino è molto viva. La parola al vicario generale della diocesi. Voglio salutare
tutti coloro che si sintonizzano su questa emittente, e lo faccio da San Donato Valcomino, questo paese nel quale vengo spesso sin da ragazzo, perché c'è la devozione a San Donato. I miei genitori mi portavano a piedi come pellegrino, poi ho continuato io come seminarista, come prete, come aiutante dei parroci di San Donato. Ecco, questa introduzione mi permette di dire appunto che è un paese legato nel nome e anche nella realtà a questo santo vescovo e martire, e la vita religiosa di questo paese ha questo sole che è San Donato, e si svolge naturalmente avendo come punto di riferimento la festa di San Donato il 7 di agosto, ma è una vita religiosa molto vivace. Quindi è uno dei pochi paesi dove abbiamo potuto constatare che anche l'organizzazione tecnica, diciamo così, delle attività pastorali procede secondo il rinnovamento conciliare, quindi la comunità parrocchiale sa che ci sono alcune persone le quali si occupano della liturgia e tutti gli aspetti del culto, altre persone che sono in prima linea nell'attività dell'evangelizzazione, della pastorale, soprattutto ecco il campo della carità. Difatti San Donato esprime in questo momento e da vari anni il direttore della Caritas diocesana, il carissimo Don Aquino. San Donato come Caritas della zona, ecco, è stata antesignana di tutta un'organizzazione, una formazione particolare. Anche adesso gli operatori pastorali di San Donato animano le varie attività, non solo della zona diatina ma anche della diocesi. Vengo sempre volentieri a sostenere e incoraggiare e partecipare alla vitalità religiosa di San Donato, religiosa ma anche culturale, ma anche dal punto di vista delle attività di cittadinanza, cioè come i cittadini si sentono attivi e vogliono partecipare, e questa è una cosa molto bella. Non è l'unica chiesa, naturalmente è il santuario, ma c'è la chiesa madre che anche ha una storia molto bella, anche dal punto di vista artistico, e quindi hanno questi due poli come devozione San Donato e come attività pastorale la chiesa madre. A San Donato Val di Comino anche l'itinerario del gusto merita interesse. A voi i piatti tradizionali. Ci troviamo qui nel ristorante La Grotte, che è ricavato totalmente nella pietra come vuole la tradizione sandonatese. Oltre a questa bella sala abbiamo anche un albergo che dispone di 22 stanze e anche una sala ricevimento. Ma siamo qui per presentarvi i nostri prodotti. Allora, iniziamo con il formaggio. Abbiamo del formaggio pecorino, sempre della nostra valle, accompagnato con delle salsicce, sempre casarecce. La minestra, che è un piatto tipico del nostro paese, è un piatto veramente povero, che prima veniva usato nelle case come primo piatto. C'è il pane raffermo, delle verdure con cannellini di atina, patate, zucchine. Nell'aggiunta vengono anche inserite le salsicce di cotechino. Poi abbiamo il chip chap, che è sempre un piatto povero, veniva usato dai nostri contadini, con zucchine, patate, peperoni, uova e volendo anche con l'aggiunta di carne. Per finire abbiamo questo primo piatto, una pasta fatta in casa con acqua e farina, molto molto semplice, con le lenticchie, e il nome è tacconelle e lenticchie. Poi abbiamo l'agnello, che è il secondo di carne, sempre allevati nella nostra valle.
Per finire abbiamo le salsicce che, come vuole la tradizione, tante famiglie si riuniscono per fare i monuz. Viene macinata la carne, vengono riempite e poi vengono messe a seccare e dopodiché vengono messe sotto olio. Per concludere abbiamo quest'ottimo vino che è un vino DOC di Atina, un Cabernet, che è un prodotto della nostra Valle di Comino. Un'altra chicca del nostro territorio che è l'olio, che viene prodotto dai frantoi locali. Le nostre olive non vengono trattate, non ci sono prodotti chimici perché siamo in un'altezza di 700 metri e quindi le olive vengono direttamente pressate. Di colore verde scuro e la qualità è la marina. Vi voglio presentare anche il resto della famiglia, cioè mia madre Silvana che si occupa della cucina, mia sorella che si occupa della struttura ricettiva e mio padre che è fondatore di questa attività. Insieme portiamo avanti questa attività da 35 anni e ci sono anche questi 2 bambini che sono i miei figli. Vi aspettiamo numerosi, inoltre abbiamo un campo da golf immerso nel verde nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Adesso andiamo a percorrere alcuni itinerari culturali di San Donato Val di Comino. Le prime origini di San Donato Val di Comino risalgono al 778 d.C., quando il duca Ildebrando di Spoleto, che era un duca longobardo, cedette la chiesa di San Donato all'abbazia di San Vincenzo al Volturno e quindi ebbe inizio il possesso da parte dei monaci benedettini. In virtù di tutto quanto questo, ancora oggi il parroco di San Donato ha il titolo onorifico di abate parroco. Poi nel tempo, intorno alla chiesa sono nate delle abitazioni, sono state costruite delle torri e mura di cinta e è diventato il Castrum Santi Donati, che ancora oggi noi possiamo vedere e visitare. Poi nel tempo il paese ha avuto un'altra espansione urbanistica interessante tra il 500 e il 600. L'altro sviluppo poi importante lo abbiamo alla fine dell'Ottocento. Il paese diventa di 5.000 abitanti, diventa un grosso paese e tra tutti poi si distinguono gli scalpellini di San Donato che danno la forma particolare, la forma architettonica che vediamo oggi. E tutto questo è sintetizzato poi nel percorso Il Borgo Antico, che è un percorso fatto di oltre 20 tabelle informative che spiegano nel dettaglio tutti proprio gli aspetti sia storici, culturali e soprattutto è una sorta di storytelling del paese, ricco di curiosità, di fatti locali ma anche di fatti nazionali. Accanto a questo è stato realizzato un altro percorso interessante che si chiama Novecento, dove viene raccontata quella che è la storia di inizio Novecento, ma anche lì le storie importanti. C'era una prima tipografia, c'era la casa editrice Psiche Aurora che faceva le prime pubblicazioni, aveva tra i collaboratori Ada Negri, Trilussa e stava in contatto con il movimento futurista. L'altra parte importante poi avviene negli anni 40, quando arrivano a San Donato tutta una serie di ebrei stranieri provenienti da tutta Europa. In seguito poi arrivarono anche i mariti. La cosa interessante è che tra queste ebree ne abbiamo due che rappresentano un po' la Mitteleuropa. Arriva Grete Bloch, che era amica e confidente di Franz Kafka, e poi Grete Berger, che è stata una delle più grandi stelle del cinema muto tedesco.
Al turista in visita a San Donato, chiaramente oltre ai 2 percorsi che sono indicati da tabelle, consigliamo anche poi di perdersi un pochino tra i vicoli. Perdendosi tra i vicoli hanno la possibilità di vedere tutta una serie di chiavi di volta interessanti, tra cui la chiave di volta di Palazzo Perrelli, che è interessante perché ha un'aquila asburgica. Gli itinerari storici e naturalistici poi hanno la giusta conclusione al Museo Geologico del Territorio. Poi c'è tutta una parte dedicata un po' ai terremoti storici. La parte più interessante è la ricostruzione da parte dell'officina del premio Oscar Rambaldi, dove c'è un plastico in movimento, un plastico meccanico che presenta poi la stratigrafia delle rocce, molto interessante e particolare. Continua la nostra passeggiata a San Donato Val di Comino, adesso andiamo a visitare una eccellente fattoria didattica del territorio. Siamo un'azienda agricola storica, dai miei nonni, sia da parte di mamma che di papà, e da 10 anni abbiamo questa struttura che è appunto l'agriturismo fattoria didattica, voluto da me e supportato dai miei fratelli. I miei genitori non erano molto propensi a questa esperienza, diciamo, al continuo in agricoltura perché è molto faticoso, però da 10 anni ospitiamo bambini di tutte le età, nel senso da 0 a 99, e vengono qui da noi per fare una serie di esperienze. Non è una fattoria didattica allestita, nel senso che si viene e si pensa di trovare dei cartelloni eccetera, ma è una fattoria didattica dove le persone che arrivano partecipano a quella che è la nostra vita quotidiana e quindi fanno esperienza su tutte le attività che noi possiamo proporre. Dal conoscere i piatti tradizionali come la menestra, le frascatielle, la cipollata, insomma tutte quelle che sono le nostre tradizioni, a dormire qui nella nostra struttura con delle camere molto semplici, a partecipare a tutte quelle che è proprio la vita agricola di ogni giorno, la vita familiare. Noi siamo 6 fratelli e quindi qui c'è sempre ognuno con una caratteristica diversa, ogni giorno c'è sempre qualcosa di nuovo da fare. Sono una guida ambientale escursionistica, lo stesso mia sorella, e abbiamo fatto dei corsi di formazione all'Agenzia regionale dei parchi del Lazio come fattorie educative, come fattorie sociali, e siamo nell'elenco degli operatori del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Quindi tutto quanto questo e l'esperienza di 10 anni di aree protette abbiamo messo su questa attività e ora facciamo tantissimi laboratori che vanno dall'orto ai semi, alla biodiversità, al recupero delle tradizioni, l'intreccio dei cesti che è una cosa che ci è stata tramandata da papà, all'impagliatura delle sedie, alla costruzione delle scope, piuttosto che la vita del pastore raccontata non come periodo idilliaco ma della fatica, proprio del lavoro che si fa andando in montagna, anche della solitudine, ma poi tutto questo ha portato a far conoscere poi questo territorio e a dargli un'importanza, una valenza, nella quale io credo da sempre, perché in passato era un po' sminuito, chi rimaneva in agricoltura veniva visto un po' come una persona che aveva forse scarse capacità, e invece negli ultimi anni, non solo grazie a me, ma molti ragazzi del territorio della Valle di Comino fanno questa esperienza portando avanti quelle che sono le antiche tradizioni, spesso molto con fatica perché c'è una grossa burocrazia dietro.
Vi invitiamo a venire a trovarci, se passate di qui venite a prendere un caffè, vi facciamo vedere i nostri animali e se avete più tempo state con noi a fare delle esperienze che possono essere cesti, impasti, pizze, bambone tradizionali, attività di orienteering, scoprire la vita del pastore, la carta riciclata, i giocattoli di un tempo, tutto quello che volete, noi siamo qua a disposizione. Adesso andiamo ad approfondire la conoscenza del santuario dedicato a San Donato, vescovo e martire. Benvenuti, siamo all'interno del santuario di San Donato, vescovo e martire, questo martire aretino che morì nella persecuzione di Diocleziano del IV secolo, il cui culto è molto sentito a San Donato, tanto che appunto è il nostro patrono. Ha il suo nucleo originario nel IX secolo. Il santuario ha poi visto un enorme sviluppo sia artistico che religioso con il XV secolo. Perché? Anche grazie alla presenza dei mercanti fiorentini, ed è proprio in questo periodo che la chiesa viene ampliata e soprattutto viene anche abbellita. Si raggiunge il culmine della bellezza del nostro santuario nel XVIII secolo, nel Settecento, quando appunto c'è tutta una serie di affreschi che potete vedere. È un ciclo della vita di San Donato, sono opera dell'artista Gaspare Capricci. Pregevole è anche l'affresco che si può ammirare proprio alla fine della navata centrale, che ritrae la cacciata dei mercanti dal Tempio ad opera di Gesù. Il santuario ha anche una pregevole raccolta di ex voto, perché San Donato ha la caratteristica, da un punto di vista taumaturgico, possiamo definirlo così, della guarigione dall'epilessia. L'anno scorso abbiamo celebrato la giornata delle città di San Donato, in cui tutti i rappresentanti, compresa l'importante città toscana di Arezzo, dove appunto la tomba del martire, ci siamo radunati qui a San Donato Val di Comino per celebrare questa giornata e soprattutto si è deciso di costituire un comitato che opera appunto per un maggiore impegno nel culto verso il nostro santo patrono. Uno dei veri punti di forza di San Donato Val di Comino è senz'altro la natura e sul territorio si possono praticare tanti sport. Via Belfiore è una strada principale che portava all'accesso anche del Parco Nazionale d'Abruzzo, che ci porta a visitare le reali miniere di ferro borboniche, ci porta a visitare la famosa roccia dei tedeschi e ci mette nei sentieri natura dove vivono il nostro orso marsicano, dove si incontrano lupi, cervi, camosci. San Donato vive anche attraverso le associazioni sportive, ce ne sono tantissime, dal CAI di San Donato, dallo Sci Club che io presiedo come presidente, che lavora con tantissimi bambini, adulti, lavoriamo sulle montagne di Campofelice dell'Abruzzo, si fanno sci da fondo, escursioni, tantissime escursioni in montagna, sia d'estate che d'inverno, con arrampicate, ciaspolate, rambonate, cioè si fa di tutto. Associazioni sportive anche come il calcio, campo sportivo di San Donato, che è molto frequentato anche da squadre blasonate come il Napoli, come la Under 16 della nazionale italiana di Pirlo,
l'Avellino, il Frosinone stesso, quindi bene o male è un paese che vive con lo sport. Invitiamo comunque chiunque a visitarci, a venire qui a San Donato Val di Comino, troverà sicuramente affetto, simpatia e gioia di vivere questo nostro territorio. Mi raccomando, venite, San Donato è bello, noi abbiamo tante belle cose da fare e mi raccomando, vi aspettiamo. San Donato Val di Comino vi aspetta con i suoi tanti itinerari e la riconosciuta accoglienza dei suoi abitanti. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a San Donato Val di Comino, all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Ciao! Ti aspettiamo a San Donato Val di Comino!